Filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Qui Parlamento. Va ora in onda l'altra metà della radio, parità di rassegna. Conduce Laura Ravetto. Siamo noi, quelli dell'altra metà della radio, ogni lunedì dalle 15 alle 16. Oggi tocca a Sammy Varin condurre la trasmissione. No, io non conduco, io faccio soltanto il compagno, in senso buono, della deputata della Lega e responsabile del Dipartimento Pari Opportunità, Laura Ravetto. Ciao! Ciao, compagni in senso buono, nel senso non di sinistra, volevi dire? È chiaro, è È minimo. chiaro. Senti, ma sai, Semmi, che ascoltavo lo spot della radio, no? La radio in cui uno può dire quello che vuole, anche i conduttori, vogliamo dirlo, che non tutti i conduttori di radio possono dire sempre quello che vogliono, devono un po' attenersi al politically correct. Io e te possiamo dire quello che vogliamo, anche replicare a chi chiama, insomma, non è banale, no? Non è per niente banale, è anche divertente, soprattutto comunque è uno sfoggio di massima democrazia. E mettiamo anche oggi alla prova i nostri ascoltatori, se non ci credessero. Provate, chiamate 0292 94 7222, che è il centralone di Radio Libertà. Semplicemente chiamando questo numero non vi chiediamo il vostro numero di telefono, di cosa vuoi parlare, quale domanda fare alla deputata della Lega Laura Ravetto. No, voi chiamate 0292 94 7222 e il regista vi manda direttamente in onda, anche tramite WhatsApp, facendo il 346 642 7756. Potete tranquillamente scrivere una domanda che io poi faccio a Laura Ravetto. Laura, come va e soprattutto dove sei stata questa mattina? Questa mattina sono stata all'Università Sapienza, perché hai visto il mio post? Certo, so tutto, ti spio, voglio sapere tutto su Laura Ravetto. Sì, guarda, allora praticamente abbiamo fatto questo incontro con gli studenti dell'università, ma era un incontro preparatorio perché vogliamo fare a marzo un incontro allargato, possibilmente nell'aula diciamo più grande di scienze politiche, in cui appunto parliamo di lotta alla violenza sulle donne, e quindi sostanzialmente volevamo un po' capire come organizzarlo, se fare un dibattito con più politici, se fare soltanto io che esprimo la mia proposta di legge. Però ecco, devo dirti che è stato bello, perché a me piace tornare in università. Infatti non ti nego che in queste giornate che siamo tutti casinati ho dovuto disdire degli incontri, ma questo per me era prioritario, perché alla fine l'università è proprio il mio habitat, mettiamola così. Adoro io confrontarmi con i ragazzi dell'università. È bellissimo, signori, e poi soprattutto in questo caso si parla di attualità, troppo spesso di una brutta attualità che dobbiamo cercare di cambiare anche attraverso la comunicazione e l'educazione, cominciando ben prima. Intanto ho aperto le linee allo 0292947222, sentiamo che c'è in linea. Pronto? Pronto, buongiorno, ciao Sammy. Ciao. Ciao, sono Francesco di Arona, ciao Laura. Ciao Francesco, Ciao. Allora, no, niente, visto che sono il primo così, ma a telefonare io avevo chiamato per fare gli auguri di buone feste, e sperando che anche, visto che arriva il Natale, porti un po' di amore e che certe cose non succedono più. È un po' un'utopia purtroppo, ma speriamo che non succedano più tanti casi come ne sono già successi troppi fino adesso. E poi con l'auspicio magari politico che col nuovo anno si porti a casa finalmente un po' di autonomia, e l'importante in Europa che si vada su veramente, che questa volta è la volta buona, che si può cambiare la mentalità, il modo di pensare questa Europa che è stata concepita in maniera un po' bislacca, sempre a discapito di una nazione importante come è l'Italia. Con questo io vi saluto, vi auguro tante belle feste, tante belle cose, e vi ascolto per radio. Ciao Laura, e ti aspetto sempre qua da Rona, mi raccomando. Ciao! Grazie, va bene, grazie. Ma io mi sentirei di essere ottimista su tutti e tre i punti,
nel senso che sul primo punto, voi lo sapete, in manovra sono stati stanziati 40 miliardi proprio per i centri antiviolenza. È vero che questa è stata una partita condotta formalmente dall'opposizione, perché poi io sono una persona onesta e dico le cose come stanno, però è anche vero che, come tu sai, queste partite il governo decide un po', no? Magari si lascia, non si va a intaccare, diciamo così, tutte le risorse già stanziate dai vari ministeri, sapendo che c'è una quota destinabile agli emendamenti dell'opposizione. Ecco, il governo poi dà delle priorità, e qua la priorità è stata data alla violenza sulle donne. Ecco, ricordiamolo che oggi in Commissione Bilancio al Senato è passato un emendamento proprio dell'opposizione, ed è la prima volta che vengono stanziati così tanti soldi, 40 milioni di euro, per misure contro la violenza sulle donne. Un emendamento dell'opposizione che è stato approvato da tutti quanti, ed è una cosa, direi, importante, Laura. Sì, è importante, e poi ripeto, c'è stata anche un'indicazione politica, no? Perché io ne ho fatte tante di finanziarie e so benissimo che le quote destinate all'opposizione vengono concordate, quindi se c'è stata questa possibilità è anche perché la maggioranza ha dato questa possibilità. Poi indubbiamente è bello che questa cosa sia stata fatta insieme, perché come diciamo sempre la lotta alla violenza sulle donne non deve avere colore. Al Senato, quindi ora si tratta di arrivare in aula, e quando una proposta di legge arriva in aula voglio dire, non dico che è fatta, però sì, poi naturalmente sarà necessario un passaggio parlamentare alla Camera, però ecco, conoscendo Calderoli avrà particolare influenza anche sulla Camera a cui appartengo io, ecco, quindi sulla questione della possibilità a livello europeo di cambiare il voto all'Europa e quindi di dare una visione diciamo un po' più di centrodestra anche a livello europeo, questa è una partita chiaramente più complessa, ma con l'aiuto degli elettori e anche degli ascoltatori che ci ascoltano sarà probabilmente possibile, ecco. Ma sicuramente, non so come la pensate voi ascoltatori, chiamate 0292947222, inviate un WhatsApp al 346 642 7756, la battaglia per rifondare questa Europa attraverso il voto del 9 giugno 2024 è davvero importante, importantissima. A proposito di identità e valori da portare in Europa, sono stati tanti gli incontri che la Lega ha fatto in questo periodo e che sta facendo ancora ultimamente, con la scusa poi chiaramente ci facciamo gli auguri di Natale, di buone feste, di buon Santo Natale. Anche l'altro giorno ce n'è stato uno qui a Milano, Laura, a cui hai partecipato anche tu, proprio sulle identità e i valori importanti, quelli a cui noi teniamo, quelli che dobbiamo assolutamente portare in Europa. Sì, e visto che questa è la parte, lo spazio paritario, in particolare sui diritti delle donne, come ho detto proprio in occasione anche di quell'incontro, uno dei valori fondamentali e fondanti della civiltà occidentale e nostro è quello di portare il valore della donna libera. E donna libera significa una donna che non è coperta con veli per volontà maschile, una donna che non è impedita di studiare, una donna a cui non è impedito di guidare la macchina, insomma una donna che permane fortemente nella cultura occidentale e non in quella islamica, ecco. Minimo, e queste sono cose che portiamo avanti anche su queste radio davvero da anni. Ci sono due notizie ultima ora, io naturalmente te le propongo. Da una parte c'è Papa Francesco che approva la benedizione dei gay in chiesa, specificando però che non è un matrimonio. Dall'altra parte la Chiara Ferragni è riapparsa dopo un po' di giorni che non scriveva più sui suoi seguitissimi social, seguitissimi mica poi tanti, perché ha perso non so quanti follower in queste ultime ore con questa vicenda che purtroppo è accaduta. Chiara Ferragni, dopo le polemiche sul Pandoro griffato, ha dichiarato: ho sbagliato, donerò il 1.000.000 di euro che ho guadagnato. Laura Ravetto. Ma allora, sulla prima
notizia. Ti devo dire che quindi io sono della corrente del Papa, nel senso che, come tu sai, io ho votato le unioni civili, ma sono fortemente convinta che il matrimonio gay non vada consentito. Ho votato le unioni civili perché ritengo che se due persone hanno un orientamento sessuale differente e vogliono sancirlo in un legame che consente entrambi delle cose che dovrebbero, a mio avviso, essere consentite alle persone che si vogliono bene. Te ne dico una, che uno possa raggiungere l'altro in ospedale se si sente male e non avendo quindi magari la possibilità di dare un attestato di parentela, non lo poteva fare prima, oppure che uno possa far subentrare il partner in caso di mancanza dell'altro partner in determinati diritti. Quindi io ho votato le unioni civili, però l'equiparazione al matrimonio no, perché secondo me il matrimonio e quindi la valenza della famiglia come noi la intendiamo in senso tradizionale deve essere prioritaria, e come ripeto spesso, per me non è tanto prioritaria, guarda, io questa sono molto cinica, per ragioni solo valoriali come molti professano. Per me proprio per ragioni molto ciniche, che solo nell'ambito della famiglia tradizionale è configurabile la continuità dello Stato, perché nell'ambito della famiglia tradizionale si fanno i figli. Però la famiglia tradizionale gay, cioè ora gli fanno fare anche i testimoni al gay o al transessuale, mentre se sei divorziato no. Non ti sembra che si sia un po' fatta trascinare la situazione chiesa da parte di qualcuno? Ma non lo so, io più che altro vedo un altro aspetto, perché poi ripeto, io mi prendo sempre il mio spazio paritario qua per le donne. Vedo che ci sono, diciamo, tifoserie della famiglia tradizionale e tifoserie delle unioni gay. Vedo poche tifoserie delle donne. Cioè non vorrei che il dibattito nel nostro paese ormai fosse esclusivamente tra la coppia eterosessuale che fa figli e le coppie omosessuali, e che le libertà individuali, e lo dico da liberale, e in particolare quelle delle donne, venissero un po' compresse. Cioè a me spaventa molto di più che non si discuta in questo paese che per esempio alcune culture di fluidità vogliano far ritenere che uno può decidere di essere donna o uomo a seconda del suo vezzo o a seconda del suo convincimento quotidiano. Cioè a me sembra più che ci siano delle tendenze a negare le differenze in modo così da in qualche modo cancellare la donna. Guarda, la Roccella ha parlato di questo da Treiu. Secondo me è stata molto criticata perché è stato detto che ha frainteso certe culture. Invece secondo me ha portato nel dibattito una cosa importante che io vado dicendo da sempre. Io non mi preoccupo degli orientamenti sessuali altrui, per me ognuno può amare chi vuole, non mi preoccupo neanche delle battaglie altrui, perché ognuno giustamente fa valere le sue battaglie. Mi preoccupo quando queste battaglie tendono a ignorare o peggio a cancellare le battaglie di altri, e certe volte mi sembra che le battaglie di fluidità, le battaglie gender tendano a cancellare le battaglie femminili. Vedi l'utero in affitto, questa volontà continua delle coppie omosessuali di far valere la gravidanza surrogata, l'utero in affitto, chiamiamolo come vogliamo, come la normalità, è una cosa che va a negare il diritto della donna e quindi che pone nel nulla battaglie femminili. Quindi, per tornare alla tua domanda, io non sono tanto per accanirmi o decidere o prendere posizione siamo andati troppo oltre sulle coppie gay rispetto alle coppie etero. Il mio è piuttosto, siamo andati troppo oltre quando parliamo di coppie gay rispetto ai diritti delle donne? Secondo me sì. Signori, chi vuole entrare in diretta su Radio Libertà? C'è Laura Ravetto in diretta con voi. Chiamate 02 9294 7222. Chi c'è in linea? Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Marco. Ciao Marco. Buongiorno Marco. Buongiorno, ecco, prima di tutto volevo, perché l'ultima volta purtroppo non sono riuscito a completare il mio discorso con l'onorevole e aveva detto che non ero stato molto rispettoso. Io sono sempre molto rispettoso, porto un mio pensiero che possa piacere o meno, ma non offendo mai nessuno e sono molto rispettoso dell'identità altrui.
E quindi, fatta questa precisazione, volevo semplicemente chiedere all'onorevole Ravetto se non ritiene utile, e questo dico a vantaggio di tutte le donne davvero, se non ritiene utile presentare una proposta di legge affinché l'hijab piuttosto che lo chador venga dichiarato fuori legge, e ritengo che ci sarebbe davvero modo e motivo per per ottenere, ecco, questa cosa, perché voglio dire, oggi come oggi abbiamo problemi non solo di terrorismo piuttosto che di ordine pubblico, ma c'è un grossissimo problema che riguarda le donne bengalesi, per esempio, che noi vediamo ogni giorno sono costrette a girare non solo travisate ma perfino mascherate con le mascherine, e questo non è certamente qualcosa di paritario. La ringrazio. Grazie, prendiamo un'altra chiamata, poi facciamo rispondere l'onorevole Ravetto. 0292 94 7222, o se volete anche un messaggio tramite WhatsApp 346 642 7756. Pronto? E questo non è certamente qualcosa. Abbiamo Gino di Ostia in linea. Gino. Grazie, prendiamo un'altra chiamata, poi facciamo rispondere. Gino, ci sei? Sì, grazie. Eccolo, prego Gino, ascoltami dalla cornetta del telefono e non dalla radio, se no c'è il ritorno. Sì, grazie. Vai, Pronto? vai Gino. Sì, pronto? Abbassa il volume della radio Gino, ci ascolti dal telefono. Pronto? Ci ascolti dal telefono Gino, abbassa il volume della radio. Sì. Allora, buongiorno, Gino di Ostia, con il cuore rimasto in Friuli. E il mio esordio oggi è così: viva l'Italia anticomunista e quella antifascista. Questo è il mio esordio. Poi volevo chiedere all'onorevole, ma lo Stato italiano non dovrebbe fare un qualcosa come ha fatto con la Chiesa Cattolica, il concordato anche con la religione islamica, visto che oggi ho l'impressione che non sia sotto controllo, e soprattutto loro mischiano lo Stato e le leggi dello Stato con quelle della religione. Ecco, su questo dovrebbe intervenire, lo Stato dovrebbe fare qualcosa. Anche il signore che parlava delle donne del Bangladesh ha ragione, perfettamente ragione. Poi un altro particolare, la natalità. Noi in effetti il Papa su questo ha ragione, ha detto non amate troppo i cani ma fate i figli. Io amo anche i cani, però ha ragione, noi si tende a non fare più figli. Questo è un problema del governo, è un problema dello Stato anche questo, e su questo dovete intervenire. Grazie. Vedete quanti argomenti importanti che vengono lanciati, poi chiaramente siamo tutti Elon Musk in Tesla, più figli e meno clandestini, anche se lui i figli molti se li è comprati con l'utero in affitto, ma questa è un'altra cosa. Inquadriamo questa locandina carina, c'è il maschietto che parla con la femminuccia e gli dice: le donne e gli LGBT non devono avere diritti, e la femminuccia che gli risponde: schifoso fascista, sei di sicuro di destra. E lui gli dice: no, sono musulmano e sono le mie tradizioni. E lei allora dice: scusami, spero che tu non stia pensando che sono razzista. Due pesi e due misure troppo spesso. Ma sentiamo Laura Ravetto a chi risponde e come. Laura. Allora, partiamo da Gino. Allora, sulla questione Papa sono d'accordissimo, anche qui veramente sono di nuovo della corrente di Papa Francesco, cioè anch'io amo gli animali, però indubbiamente c'è una tendenza, diciamo, all'equiparazione rispetto ai cuccioli di uomo che anche a me spaventa, cioè non è che posso pensare che si imposti una società dove i diritti dei bambini sono equiparati a quelli degli animali, cioè benissimo lottare per i diritti degli animali, ma ecco, non confondiamolo con i diritti dei bambini. Tant'è, caro Gino,
che non so se ti ricorderai, ma io mi sono molto arrabbiata e ho beccato gli strali delle mie colleghe, alcune super animaliste, quando alcune colleghe del Senato, in particolare una, pretesero, in qualche modo stavano trattando col presidente La Russa, perché i cagnolini, i gattini potessero entrare al Senato, perché dicevano, perché sai comunque no, è importante il rapporto che hanno i senatori con i loro animali. Io mi sono incavolata, per non dire incazzata, lo posso dire, perché sai che io, e infatti avrò il problema il 27, il 28 e il 29, che torneremo a votare la manovra di bilancio, perché qua si parla tanto di maternità, poi però nelle cose pratiche le soluzioni alle madri non si danno mai, perché naturalmente il 27, il 28 e il 29 la mia tata giustamente sarà con suo figlio, ok? In vacanza, giustamente, o comunque a casa col suo bambino, e io dovrò portarmi Clarissa alla Camera, ok? E non so dove metterla, perché Clarissa non può entrare in aula, e lo capisco, però Clarissa non può neanche venire nel corridoio davanti all'aula dove sua mamma sta votando. Dovrei lasciarla da sola a 5 anni, e non lo farò mai, in un ufficio. Ecco, queste sono le cose che mi fanno imbestialire. Cioè, lascia stare che poi alla Camera stanno iniziando ad avere delle flessibilità, perché comunque soprattutto quando appaio io, vi devo dire, un po' perché i commessi mi vogliono bene, un po' perché sanno che se no scateno un dibattito infinito, però quando proprio non ho possibilità, e ci sono stati dei momenti in cui non ho avuto possibilità perché la mia tata era malata, mi ricordo un giorno ho portato Clarissa con me alla Camera, ha pranzato con me alla Camera, ma non per vezzo, ma perché non sapevo a chi lasciarla. Io non ho ruoli di governo, non ho ruoli di presidente di commissione, non ho staff, non posso neanche aspettarmi che qualcuno mi guardi mia figlia, anzi guarda, lo cito qua in radio perché è stato un angelo, Alessandro Panza, il nostro europarlamentare, che a un certo punto dovevo entrare in aula a votare, e naturalmente in aula Clarissa, e questo lo capisco perché se portassimo tutti i bambini in aula insomma diventa un kindergarten, quindi lo capisco. Alessandro Panza, parlamentare europeo, era passato di lì e mi ha tenuto Clarissa quei 20 minuti assolutamente necessari almeno a fare il voto di quella giornata, e gli sono stata gratissima perché ero disperata. Quindi ecco, questo per dire, non per personalizzare, ma per dire, Gino, che tu hai grandi ragioni, perché maternità non è solo, come ha fatto questo governo, e ricordiamolo, 1.700 euro in più in busta paga annuali a 800.000 mamme lavoratrici, ricordiamolo, non è solo, perché non sono poche cose, non è solo investire sugli asili, ricordiamolo, la Commissione europea ha detto no a degli stanziamenti del PNRR sugli asili, questo governo li ha ristanziati in altri provvedimenti, ma è anche cultura della quotidianità. E anche capire che appunto in un ristorante non esiste che possa entrare un cagnolino e non un bambino. Invece, caro Semmi, mi è successo anche questo. Mi è successo che in hotel di lusso in Italia o in ristoranti di lusso, volendo portare mia figlia, mi hanno detto di no. Poi sono andata magari certe volte lasciandola allattata e ho visto i cagnolini. Questo è inaccettabile. Cioè, se si inizia a parlare di maternità e se si vuole che le donne facciano figli, bisogna dimostrare a queste donne che potranno portare i loro figli ovunque, non che i loro figli saranno visti come qualcosa di non accettabile in un ristorante. Signori, non voglio pensare a quando la figlia della Ravetto si troverà un fidanzatino. Mamma, devi essere una rompipalle, ma una rompipalle! Però vedi, e tu vai subito a dire che io sono una rompipalle, ma questo non è essere rompivalli, questo è, cari tutti, volete che si facciano i figli? Create un tessuto sociale pro bambini. È vero, se no questi si beccano il cagnolino. Fermi tutti, 30 secondi di pausa, torniamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Un
Un saluto da Sammy Varin, siamo in diretta con la deputata della Lega Laura Ravetto e insieme a voi che potete intervenire chiamando 0292947222 o inviate un messaggio WhatsApp al 346 642 7756. Si parla di pari opportunità, ma non soltanto, qualunque quesito è sempre ben accetto, ma nuovamente fermi tutti perché questa sera esce il nuovo spot dell'Esselunga. Ascoltiamo il teaser. Pronti a nuove polemiche? Dal teaser non si capisce niente, ma sarà uno spot con la famiglia tradizionale. Signori, niente persone che si separano, no, non ti regalo la pesca, eccetera. Niente gay, niente lesbiche, almeno in questo giro, ma sicuramente arriveranno al prossimo. C'è la famiglia tradizionale nello spot che parte questa sera sull'Esselunga. Esselunga che sto un po' tradendo ultimamente, perché vado all'MD che mi fa lo sconto ogni volta. Però, Laura Ravetto, stavi aggiungendo qualche cosa? C'era ancora qualcosa che dovevi commentare? Vediamo se anche questa volta i creativi dell'Esselunga saranno talmente geniali da creare un dibattito come l'altra volta sulla pesca, che praticamente ha coinvolto tutto il paese. Quindi in ogni caso comunque si pensasse su quello spot geni, quindi vediamo un po' cosa succederà con questo. Sì, no, volevo concludere. Allora, la parte di Gino l'ho conclusa e tra l'altro faccio una premessa: Clarissa ha anche un padre molto presente che se l'è portata spessissimo lui al lavoro, perché se no sembra che, però diciamo che ci siamo trovati in condizioni in cui era necessario appunto uno o l'altro averla con noi, e quindi bisogna creare un tessuto sostenibile per i bambini. A Marco, sull'educazione non replico, mi ricordo degli interventi diversi telefonici. Comunque questo è stato un intervento educato e allora, prima di tutto c'è già nella nostra legislazione il divieto di burka o di copertura assoluta, perché nella nostra Costituzione c'è scritto che nessuno può rendersi totalmente non identificabile, no? È come casco integrale, per intenderci, quindi già ora c'è questo divieto. Per ciò che riguarda il velo in sé, ma io mi trovo d'accordissima, guarda, io sono contraria al velo e nessuno mi convincerà mai che è una forma di scelta o di libertà, però io sono anche una di quelle convinte che queste cose si fanno con la cultura, spiegando alle donne che in realtà è una forma di sottomissione, perché se si facesse una legge così, che dice vietato il velo, ci sarebbe sicuramente un problema rispetto all'esercizio della libertà religiosa, e quindi ci verrebbero a dire che va in violazione di quelli che sono gli accordi sulla libertà religiosa e comunque anche gli accordi tra confessioni, e su questo sono però d'accordissimo con Gino che forse con la Chiesa, diciamo, musulmana bisognerebbe fare degli sforzi in più. Quindi una legge in sé sarebbe incostituzionale, perché verrebbe meno alla libertà religiosa e andrebbe a toccare anche la nostra religione, perché è chiaro che se tu metti il divieto di velo dovresti vietarlo anche per le suore, perché allora non è che potresti dire non lo mettono le donne musulmane, non lo mettono le suore. Io lo ritengo un segno di sottomissione, tant'è vero che nel caso delle suore è diciamo in senso buono, per carità, una sottomissione alla divinità di fatto, non dire sono la sposa di Dio. Ecco, io questo lo posso capire, non posso capire la sottomissione ad un uomo, quella non la capisco, ed è per questo che non capisco il velo musulmano. 0292947222. Qualcuno ci ricorda anche che l'Islam non ha aderito alla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo. L'ho detto, purtroppo sforzi maggiori lì sicuramente bisognerebbe farne, però purtroppo non dipende da noi del governo. Naturalmente, tra le tante segnalazioni, certo, Luca mi ricorda il braccialetto elettronico d'urgenza che è stato utilizzato per ben 2 volte, l'ultima volta proprio l'altro giorno, e una cosa che prima non esisteva o che forse veniva comunque messa in secondo piano, eccetera. Ti spiego, se posso permettermi, Semi. Prima del nostro intervento legislativo che abbiamo fatto in aula con il ministro competente, il braccialetto elettronico era discrezionalità del magistrato, ora è la regola, per cui a determinate condizioni, che prima era limitato alla disponibilità
alla discrezionalità, ora non ci sono più queste cose qua. Ora a determinate condizioni naturalmente accertate dal magistrato, indipendentemente dalla disponibilità o meno dell'oggetto, è la regola, per cui bisogna trovarlo, bisogna averlo, bisogna mandare avanti i bandi e bisogna utilizzarlo. E questa cosa ha cambiato molto e si vede già da questi primi 2 casi. Certo, una a Monza e una nel Comasco. Ancora segnalazioni al 346-642-7756. Il movimento Non Una di Meno ha protestato ieri nel centro di Milano e ti dico i motivi per cui ha protestato. Contro i CPR e il rimpatrio, contro la COP28, conferenza sul cambiamento climatico delle nazioni, che poi comunque insomma ha avuto già un certo successo, contro chi ostacola il diritto all'aborto in Lombardia e in Italia e le carriere alias, possibilità di registrarsi in un ente, azienda e scuola con il nome che corrisponde alla propria identità di genere anche se è diverso da quello anagrafico, contro i bombardamenti e il genocidio a Gaza. Questo è il movimento Non Una di Meno che ha protestato nel centro di Milano l'altro giorno. Infine hanno protestato anche contro la violenza sulle donne. Meno male, c'è anche un motivo che le riguarda. No, questa è la cosa che mi spiace, no? È l'esatto contrario di quello che noi stiamo cercando di fare in Parlamento. Quando ti dicevo la violenza verso le donne non dovrebbe avere colore politico. È chiaro che se tu un tema così importante, così potenzialmente trasversale, così assolutamente non divisivo, lo cali dentro altri 3-4 temi totalmente divisivi, la guerra in Israele, ultra divisivo, ad esempio, è chiaro che lo politicizzi e quindi gli fai perdere terreno. Però purtroppo a me viene molto in mente che certi gruppi vogliono queste divisioni, le vogliono per la loro stessa sopravvivenza. Perché è chiaro che quando tu rendi gli argomenti giustamente trasversali quali sono, poi si perde l'identità di certe associazioni che campano della divisione. Quindi scusami la schiettezza, ma ecco, queste sono le operazioni che io non rispetto, che non hanno il mio rispetto. Signori, ancora WhatsApp, ancora segnalazioni, ce le state inviando voi al 346-642-7756, naturalmente vi ringrazio. Il premio Sakharov, certo, anche questo è avvenuto in questa settimana, è stato assegnato dal Parlamento europeo a Masha Amini, la studentessa curda morta in Iran per non avere indossato il velo, e al movimento Donna, Vita, Libertà. Giusto, bello, bellissimo, poi però abbiamo visto altre, diciamo così, campagne finanziate dall'Europa in cui di fatto il velo era quasi pubblicizzato, ecco, quindi sì, diciamo un po' discrasico come atteggiamento, però va bene, ecco, cioè quando c'è purtroppo una povera ragazza uccisa allora si celebra, ma per evitare queste cose si deve provare a non incentivare le culture che poi generano questi eccessi, no? E d'altronde ne abbiamo così tanti in Europa e in alcune zone sono più loro che noi, vedi Monfalcone. Ma intanto c'è Achille che dalla Sardegna ci porta da tutt'altra parte. Non ho capito Sì, però no, Sammy, voglio dirti una cosa, no? Vai. Su quello che hai detto, non è una questione quanti, tanti, perché non è che tutti non si vogliono adeguare. Cioè, mia figlia a Roma fa la scuola francese. Alla scuola francese è pieno di persone, di genitori che vengono da tutto il mondo, anche da paesi musulmani. Perché? Perché la Francia, come tu sai, si è molto, diciamo così, inserita in certe zone, no? Dove ci sono le fedi religiose musulmane, e ci sono delle madri con cui mi sono confrontata che magari ogni tanto hanno il velo, magari l'hanno levato, con cui parlo, con cui mi confronto, che certe volte mi danno molte ragioni, altre volte posso darne io a loro, cioè non è che è una questione di numeri, è una questione di persone e di livello culturale e della capacità dell'Occidente di non cedere di fronte ai propri valori, cioè di dire con franchezza: guarda che se tu vuoi stare qui da noi si fa così, punto. E allora chi si adeguerà rimarrà qui, chi non si adeguerà no. Non è questione di numeri, è questione di valori. Potremmo anche essere minoranza, ma i nostri valori dovranno sempre essere maggioranza, almeno sul nostro territorio.
Con un saluto naturalmente a tutti gli immigrati che lavorano onestamente nel nostro paese, spesso e volentieri molto più di noi. Dicevo, Achille ci porta su altro argomento e chiede, Achille, cosa è successo, cos'è questo guanto di sfida lanciato da Conte verso il nostro premier Meloni. In effetti oggi Conte chiede il giurì d'onore riguardo al MES. La Meloni ha mentito in aula. Forse si è offeso perché la Meloni non l'ha invitato ad Atreju. No, non lo so, non ho neanche capito che cosa. Ah, la famosa questione della data, di Esatto. quando è andato, non è andato. Guarda, io non lo so, io ti dico al netto delle date, io non trovo così normale, ancorché io sappia perfettamente che anche quando un governo è nella gestione degli affari correnti può effettivamente ratificare trattati, ancorché io sapessi che effettivamente la comunicazione che arrivò era precedente di 5 giorni la caduta del governo Conte, però a me non sembra così, diciamo, opportuno che un governo che ha già perso la fiducia del Parlamento, perché non è che 5 giorni prima tu non sapevi che avevi già perso la fiducia del Parlamento, che nella gestione degli affari, perché te l'avevano già sfiduciato, che nella gestione degli affari correnti, che ripeto, consente di ratificare i trattati, però magari per ragioni di opportunità, non è che proprio ti metti a fare degli atti così determinanti, faccia con tranquillità comunicazioni di questo tipo. E poi guarda, dirò una maldicenza, però è un'associazione che ho fatto io. Sono certa che non sia così, ma non viene anche il dubbio che poi certe carriere in Europa, cavoli, certe carriere fulminee, un po' le potresti anche correlare a tanta solerzia 5 giorni prima che tu smetti di essere ministro, no? Non sarà sicuramente andata così, non sto dicendo che sia andata così, però ecco, puoi insinuare il dubbio, quindi poteva essere opportuno non farlo, no? Proprio perché non è sicuramente andata così. Tan, ta, ta, tan. C'è Laura Ravetto su Radio Libertà ancora per una manciata di minuti, il più veloce che chiama 0292947222 entra in diretta con noi. Certo, mi ricorda Francesco Atreju, la Meloni contro tutti e guarda quanti titoli qua: Meloni assalto a Schlein, Meloni Schlein alta tensione, Meloni ne ha per tutti. Un patetico show, ha risposto la Schlein. Cosa ne pensi? Ha forse esagerato la Meloni chiudendo Atreju? Ha attaccato un po' troppo l'opposizione? Ti dico cosa penso davvero? Certo, Poi vogliamo la magari mi fanno una verità. telefonata, mi dicono che la Meloni ha fatto un grande favore alla Schlein, perché la Schlein sta perdendo terreno e di fatto il leader di opposizione risultava Conte fino a qualche ora fa, perché è più su certi temi più pregnante di lei, funziona meglio, diciamolo. La Meloni l'ha risollevata, perché io sono certa che la Meloni in cuor suo che la Schlein in cuor suo la ringrazia la Meloni, perché già solo averla menzionata rispetto al Presidente del Consiglio l'ha riabilitata rispetto a Conte nell'ambito dell'opposizione. Quindi se te la devo dire tutta, secondo me la Schlein dovrebbe fare i salti di gioia. Beh, chiaro, dopo la noia del convegno che ha controorganizzato il PD con Romano Prodi, Gentiloni, eccetera, doveva essere veramente un'atmosfera altro che camomilla, cioè ci voleva gli schiaffetti per restare svegli. Mi ricordano l'ultimo sondaggio, certamente hai citato Conte, il più amato dell'opposizione. E invece, a proposito di ministri più amati, Salvini e Giorgetti, i ministri più amati secondo affariitaliani.it, governatori, trionfa Luca Zaia. E proprio su questo fronte ancora non sappiamo come andrà a finire, perché non sembrano contentissimi quelli di Fratelli d'Italia sul terzo mandato e insomma, se Luca Zaia non gli fanno fare il terzo mandato, che facciamo? Lo mandiamo in Europa? No, non ho idea, guarda, io su queste cose, ecco, qua non è che non mi voglia pronunciare, mi trovi proprio impreparata, non so nulla del dibattito sul terzo mandato, o meglio so quello che leggiamo dai giornali, non ho assolutamente idea né di come finirà né di quali siano le prospettive. So che la Lega è a favore,
ma non so a che punto sia la discussione, non ho proprio commenti da farti in tal senso. Beh, l'unico commento è che Zaia è sicuramente amatissimo, un grande, anche se alcune proposte di apertura verso determinati argomenti non sono proprio piaciutissimi, lo devo ricordare per esattezza al popolo leghista. Però ci torneremo sull'argomento. C'è un altro ascoltatore che non si firma che mi ricorda, e questo è un altro tuo fan sicuramente, che tu hai Perché scritto... non si firma allora? Firmati, così lo so. diciamo che sei vero, che non sei un troll, E chi lo sa che che non cosa sei sarà? Sammy in incognita che mi vuoi far contenta. Dai, No, ma tanto tu sei aperta a tutti quanti, lo sappiamo, qualunque sia, tutti. troll, mica troll. No, mi ricorda che Ne ho per tutti. il tuo Sì. Instagram è un Oh mio Dio, profile filter free, così hai scritto sul tuo Instagram da 28.000 follower. Che cosa Ma vuol ti spiego dire? perché, Sammy, riderai. Perché ero stufa di andare a questi incontri, cene, perché sai, allora, la politica è fatta prima di tutto di incontri sul territorio, e questo è vero, però è anche fatta di un certo tipo di relazioni, anche qua a Roma, con persone, diciamo, che fanno cene, fanno pranzi, e spesso andavo a queste cene, questi pranzi, e non riconoscevo le persone che venivano e mi dicevano: ah, ma io ti seguo su Instagram, ah, ma tu mi segui su Instagram. Poi ho scoperto che in molti casi non è che io improvvisamente non fossi in grado di riconoscere i visi, i volti, ma perché con questi filtri Hollywood, carino, majestic, e uno, questi si cambia la faccia. Ora, quindi, al netto delle scherzosità, io sono contrarissima ai filtri perché li ritengo pericolosissimi per la psiche di tutti e di tutte. Perché è chiaro che magari su persone adulte possono essere un gioco, un divertimento per levarsi così, magari qualche anno, ma sui ragazzi e le ragazze giovani sono un problema, perché queste proto-influencer, questi attori e attrici, e attenzione, lo si faceva anche prima con le copertine delle riviste, perché gli editing sono sempre stati utilizzati con le modelle, per cui modificano dei corpi già perfetti, dei volti già perfetti, li rendono irraggiungibili. Ma che cosa può provocare in una bambina? O in un bambino anche, rispetto, che sensazione di inadeguatezza può provocare? E loro non sanno che quelle cose lì non esistono, che sono tutta finzione. Infatti io consiglio a tutti di seguire, guarda, faccio un po' di pubblicità, io seguo questo sito divertentissimo, vagamente di sinistra però temo, è un sito americano, non è proprio repubblicano, però parlando di moda possiamo passarci sopra, no? Che si chiama Diet Prada, e che spesso fa vedere le cose come sono in realtà rispetto a come vengono proposte nell'ambito della moda, nell'ambito degli attori, delle attrici, ed è impressionante, cioè anche lì non ne riconosceresti uno, e quindi io sono profondamente contraria per gli effetti che possono avere sui nostri giovani questi filtri. Pensa che ho letto un articolo in cui alcuni chirurghi stanno ricevendo richieste da ragazzine giovanissime di rifarsi i lineamenti come vengono con i filtri applicati. Io questo lo ritrovo preoccupantissimo. Quindi sì, filter free per ciò che mi riguarda, non uso filtri, ho scritto anche che non seguo persone che si filtrano, e questa forse è una mezza bugia, perché qualcuno o qualcuna che si filtra purtroppo lo seguo, ma perché devo seguirlo, ma i filtri li vedo, ecco. Succede anche a noi che facciamo radio, e che quando arriva Veramente. l'ospite effettivamente ti accorgi che è diverso da come lo avevi visto ospite al femminile, quasi sempre, ma anche al Attenzione, ci sono maschile. anche quelli, Selmi, hai notato, che filtrano pure te nelle loro storie. Io li infatti, incavolo come una bestia. no, io sono con i miei contento. difetti. Ah, io no, io mi piace con i miei difetti. Basta che non mi mettiate i capelli. Sembro una Winx, che divento una fatina isterica, no? Mi incavolo altamente, cioè l'isteria lasciatemela pure, ma gli occhi me li lasciate come li ho, che sono stupendi, mi piacciono così con i difetti che possono avere. Chiaramente, signori, la mettiamo alla prova, Laura Ravetto, cercatela su Instagram e controllate, e poi la vedete molto spesso anche su Striscia la Notizia, quindi potrete fare il raffronto anche lì. Ma va bene, ma sì, però ci vorrebbe no, anche un po' di guarda, per fortuna non c'è il filtro sul cervello, no?
ecco, iniziamo a guardarci anche su quelle robe lì. Ti è capitato mai di incontrare uomini e donne che magari sono di questa bellezza assoluta, poi ci fai una conversazione e non hanno quel fascino, quella cultura? Cioè, possiamo dire ai nostri giovani che della bellezza ci si stanca? Che la bellezza sì è una qualità, ma chi si stanca? Che è il cervello la vera qualità, che è quello che va alimentato. E per alimentarlo dovete anche ascoltare la nostra radio. Vedi, è proprio Natale. Allora, visto che è quasi Natale, ricordiamo a chi ci segue che la nostra radio vive anche attraverso le vostre donazioni. C'è un sito internet radiolibertà.net, cliccate Sostienici e poi abbonati. Anche fossero le 5 euro, le 10 euro, vi potete fare un regalo di Natale e ricevere a casa la tessera di Radio Libertà. Oh, a Radio Popolare lo dicono ogni 5 minuti, potrò dirlo una volta anch'io, o no? Sì, però sì, tanto tu puoi stare tranquillo, perché essendo uomo nessuno ti dirà che fai la riffa, che ti metti in vendita, a te nessuno dirà niente, stai tranquillo. Puoi pure promettere dei premi simbolici, tipo che chi dona di più potrà farsi una passeggiata con te, nessuno direbbe niente, stai tranquillo, l'hanno detto solo a me. Ma guarda un po', e la Laura Ravetto ancora non ci ha detto, la Laura Ravetto non ci ha ancora detto chi ha vinto è la tua lotteria. L'hai fatta questa passeggiata con qualcuno? Sì. No, non ancora, ho avvertito la persona che ha vinto, ma finora non siamo ancora riusciti a organizzare la cosa. Ma è maschio e femmina o è fluido? È il maschio. È maschio. E che te perché ridi? E perché non poteva essere femmina? Questa è una mancanza di rispetto. No, ho riso per il fluido, perché sarei stata, diciamo così, interessata a fare un dibattito sulle pari opportunità. Sicuramente avreste tirato sera. Senti, l'ultima battuta è sì, appena uscita la nuova Miss Francia. Signori, qui in Italia la polemica è stata fatta sul cognome di Miss Italia, perché Bergesio è un cognome che non va bene, c'era già qualcun altro. Invece la nuova Miss Francia, Eve Gilles, è attaccata sui social perché ha i capelli corti e poche curve, non rappresenta la bellezza francese, signori. Insomma, è brutta. La nuova Miss Francia è brutta, ma non ci crede nessuno. È bellissima, ma poteva essere più bella e non rappresenta la bellezza francese. I capelli corti e poche tette. La Miss Francia, sai poi il popolo islamico si sa che vuole non lo so, la presenza. Questa cosa non l'ho vista, non ho visto la Miss, però io ritengo l'assenza di forme una cosa scicchissima, bellissima. Quindi onestamente le modelle più famose sono senza forma, a me piacciono moltissimo, che non significa essere ultra madre, quindi non so, io ho anche dei gusti molto personali, quindi la bellezza la ritengo anche sempre un po' abbastanza una questione relativa e personale, poi sicuramente il popolo ha sempre ragione, non so cosa riterrà il popolo francese, però immagino avranno anche dei voti democratici, no? Sulle loro miss avranno il televoto, queste cose qua, quindi penso che andrà rispettata la volontà di chi ha fatto le telefonate, no? Io sono già contento che sia donna, è già un successo bellissimo che Miss Francia sia donna, femmina, almeno spero, il fatto che non sia troppo femminile non vorrei che ci sia poi la sorpresa, ma qua ci fermiamo. Laura Ravetto, non possiamo che fare a te e alla tua famiglia i migliori auguri di buon Santo Natale. Cosa farai? Dai, spoiler. Dove andrai? Vado dai miei genitori a Cuneo con mia figlia. Ok, e poi? E poi niente. Non lo dice se. Tanto poi guardiamo le storie su Instagram, le guardiamo. Ha premesso che io non sono usa a mettere tutto ciò che faccio nella vita su Instagram, ma metto solo quello che ritengo si possa condividere. Certo. Quindi non vedrai su Instagram tutta la mia vita e non la vedi tuttora. Detto questo, davvero vado a Cuneo e sto a Cuneo, quindi ho proprio voglia di stare con i miei genitori. E questa è la cosa più bella che tu possa dire, veramente. Ma noi guarderemo lo stesso le storie su Instagram di Laura Ravetto. Va bene, Buon Natale. Io guarderò le tue. Certo, io te le faccio qua in radio mentre picchio il regista. Buon Natale! Perché tu dove vai? Ma vuoi che vada? Siamo qui a lavorare, la radio non si ferma
ma mai. Il 31 sei lì a lavorare. Certo, no, il 31 magari mezza giornata, insomma, però non tanto a ballare si Ma può io non andare. me ne vanterei, perché Certo. comunque le feste dovresti passarle con la famiglia, non a lavorare. Sicuro, con la famiglia, certo, quando finisco di lavorare ti porti qua. tutta la famiglia in radio? Già successo più volte, tutta la famiglia in radio ci è venuta più volte. Bellissimo. Davvero, è divertentissimo. Bello. Visto Radio Libertà è family friendly. Libertà! E bambini friendly, visto? Clarissa la porterò a Radio Libertà, anzi facciamo una puntata insieme a Clarissa in braccio, hai ragione. Mi piace, finché pesa poco ce la faccio. Grazie Laura Ravetto, auguroni! Grazie a te, buone vacanze, buon Natale, buon tutto a tutti, grazie, ci vediamo. Qui Parlamento.